Eccoci qua, sempre con Elisa Venturini. Lei accennava al discorso della gestione appunto dei bambini, l'importanza delle scuole, centri estivi, perché se le aziende decidono che d'estate è necessario che molti lavoratori continuino a lavorare perché magari hanno già consumato le ferie, eccetera, comunque si presenta, in ogni caso, si sarebbe presentato il problema dei centri estivi. Può essere che a livello regionale veneto si adottino dei provvedimenti diversi che in altre regioni? È lecito, o che ci siano delle ordinanze di sindaci che danno delle aperture in un certo versante, come alcuni hanno così ventilato, oppure no? Paventato. Allora, le amministrazioni locali e le regioni comunque si devono muovere all'interno del recinto che viene tracciato, in questo caso, da provvedimenti che vengono varati dal governo. E in questo caso pensare alla possibilità, ad esempio, di dare dei servizi che in qualche maniera il governo esclude, si rischia di entrare in rotta di collisione. Quindi il Ecco, allora, fine ultimo esatto. è quello di collaborare e di trovare delle soluzioni che siano condivise. Come dicevo prima, sindaci di città capoluogo del Veneto hanno proposto al governo, ma anche noi come ANCI ci stiamo facendo promotori di misure appunto per garantire le attività anche durante il periodo estivo per i bambini e per i ragazzi. È chiaro che ci deve essere il vaglio da parte di un comitato tecnico-scientifico che dia un parere favorevole a livello nazionale, quindi che il governo in qualche maniera sostenga questo tipo di azione. Ed è questo quello che noi stiamo facendo in questi giorni e da un po' di tempo, proprio trovare una soluzione, come del resto stanno facendo altri stati, dove comunque stanno garantendo dei servizi per l'infanzia. Allora, sempre col fine ultimo che è quello di garantire la sicurezza, la salute dei nostri cittadini. Nel contempo però noi dobbiamo creare delle condizioni per permettere anche ai bambini di avere dei servizi e soprattutto anche ai genitori di poter svolgere delle attività, soprattutto appunto adesso che riprende un po' la volta al lavoro. Secondo lei cosa si arriverà? Che cosa sarà fattibile fare? Io sono del parere che in questa fase noi non dobbiamo demordere come amministratori locali, come istituzioni, come regione, perché i provvedimenti e le soluzioni possono essere elaborate nel tempo se c'è, come posso dire, una collaborazione e una voglia di arrivare ad un risultato. Se ci sono muri, se ci sono scontri, il rischio è che si penalizzi il cittadino. Quindi, seguendo proprio la logica dell'amministratore locale che persegue comunque il bene della propria comunità, io dico, in questa fase noi non ci dobbiamo stancare di ragionare per trovare nei tempi più rapidi possibili delle soluzioni per dare delle risposte ai nostri cittadini. Quindi io dico, insistiamo e alla fine un risultato lo raggiungeremo. Sappiamo che le regioni sono state convocate comunque a un'interazione con il governo, i comuni? Il nostro presidente di ANCI Veneto, che è il sindaco di Treviso, ha inoltrato una richiesta al governo di poter avere un incontro proprio per far presente le necessità che abbiamo come comuni veneti e a livello veneto, soprattutto alla luce dell'ultimo decreto. Quindi in qualche modo noi chiediamo al governo che ci venga data un po' di fiducia e ci venga data l'opportunità di organizzare per permettere l'avvio delle attività e per garantire dei servizi alle nostre comunità, soprattutto pensando all'infanzia, e su questi appunto ragionarci insieme. Allora, il fatto di avere dei momenti istituzionali dove ci si incontra, questo potrebbe essere un modo per sbloccare un po' la situazione. Vediamo ora se appunto il nostro Presidente verrà incontrato. Ci sono state delle attività, che non sono assolutamente produttive, che sono bloccate là. Allora, alcuni si appellano addirittura al diritto fondamentale, un diritto costituzionalmente garantito, che è quello del lavoro. E chi è tagliato fuori dalla possibilità di lavorare e non si capisce, per esempio i restauratori non possono farlo, oltre le categorie degli artigiani, del settore benessere che stanno veramente malissimo, a parte i commercianti, insomma tutto portato più in là nel tempo,
in sicurezza molti vorrebbero poter iniziare a riprendere, perché altrimenti non possono andare avanti e lo Stato non dà soldi a fondo perduto, non è che annulla le tasse e le cancella, le tasse ci sono prorogate, i soldi sono prestati con restituzione, quindi è veramente una presa in giro per il cittadino lavoratore, ma soprattutto un giocare con la vita delle persone, perché a questo punto se uno cosa fa? Chiude tutto perché non riesce più ad andare avanti. È una cosa seria, forse il governo non è consapevole di questo, chiaramente Il consapevole, governo, perché cioè, allora, secondo me il governo è consapevole, dopodiché bisogna avere anche invece la capacità di reagire, di trovare la la soluzione, di responsabilità essere di soluzioni organizzati. politiche, insomma. Ecco, di avere coraggio, ecco, perché per la consapevolezza, secondo me, della gravità della situazione, penso che abbiano un minimo di percezione. Il fatto è che poi bisogna avere anche gli strumenti, la capacità, la lungimiranza, il coraggio di adottare determinate decisioni e di dare delle soluzioni. Ma dare anche Non fiducia ai c'è da cittadini, anche dare fiducia ai cittadini, perché i cittadini chiedono fiducia. Quella prima di tutto, la motivazione e la fiducia in questa fase sono determinanti, perché se già il morale è a terra, capite che uscire da una situazione di disagio come questa. Però noi non dobbiamo anche dimenticare un'altra cosa, che noi rispetto ad altri stati europei ci troviamo ad affrontare questa situazione difficile con un debito pubblico che è pesantissimo e questo non ci agevola, perché anche oggi c'è stata la dichiarazione da parte dell'agenzia di rating. Le agenzie di rating sono quelle che esprimono dei giudizi, delle valutazioni sugli stati, sulla loro capacità di pagare i debiti. Abbiamo subito un declassamento. Allora, questo perché? Perché facciamo ulteriore debito per fronteggiare questa situazione con già un debito pregresso pesantissimo. Ecco perché io dico, è talmente difficile la nostra situazione che o cerchiamo di essere coesi e trovare insieme delle soluzioni e veramente metterci il coraggio e la forza che poi i veneti hanno, perché sono comunque, come posso dire, persone temprate che sono pronte ad affrontare le difficoltà. Altrimenti diventa veramente difficile uscire perché viviamo in condizioni difficili come Paese Italia. Se Esatto, anche il infatti, governo non ci aiuta a venirne esatto. fuori diventa ancora... Ma infatti è questo il discorso, se ti imbavagli, cioè se ti costringe, ti lega al suolo, cioè non puoi fare niente, è poco da fare e tu Stato sei in una situazione disastrosa non causata dai tuoi cittadini, perché i cittadini dicono ma caspita, ho parlato con tanti operatori di certi settori che sono chiusi, dico io ho pagato fino all'ultima tassa, ho dato il possibile, non ho rubato, non questo, non quest'altro, lo Stato invece, lasciamo perdere, velo pietoso, ci troviamo in questa situazione e adesso mi priva della possibilità di poter guadagnare senza darmi nulla, perché? Perché lo Stato italiano è indebitato, i soliti discorsi. No, a questo punto ti assumi la responsabilità che devi dare maggior libertà ai cittadini di lavorare, perché devono lavorare, di spostarsi per poter muovere una forma di consumo, perché se tu mi tieni a casa sotto le coperte è ovvio che non ho bisogno che a parte di un pigiama non mi serve altro, quindi e mangiare e dormire, pigiamino, fine. Cioè devi assumerti responsabilità perché altrimenti l'economia si chiude, cioè secondo me c'è una politica del non faccio nulla e quindi non ho problemi, ma ho capito, ma non vivi e il problema non ce l'avrai, neanche gli incidenti stradali ci potrebbero essere perché se stai a casa, questo è una... Sta montando, secondo me, una rabbia molto forte perché tra un mese è troppo tardi, è quello che le chiedo, tra un mese è troppo tardi, non c'è la consapevolezza, secondo me manca la consapevolezza in chi comunque una busta paga ce l'ha, perché la riceve dallo Stato italiano, che altre persone non possono neanche più fare la spesa ed è gravissimo. Infatti, come dicevo prima, oltre a una paura legata alla malattia, al contagio, c'è la paura del domani, c'è la paura della sopravvivenza che si sta trasformando in rabbia perché se tu non hai delle risposte, il rischio è proprio questo. Allora, per non in qualche maniera trasmettere ulteriore rabbia ai nostri cittadini, a mio avviso le istituzioni in questa fase devono fare il possibile, ma parlo delle istituzioni locali, quindi dei comuni, ma parlo delle province, ma parlo della regione, devono assolutamente fare massa critica per riuscire a trasmettere al nostro governo le necessità che noi abbiamo in questo momento e soprattutto darci la possibilità
di muoverci in base a quelle che sono le nostre esigenze, la nostra situazione e quelle che potrebbero essere anche le soluzioni che noi mettiamo in campo per poter affrontare la crisi che appunto è in atto anche da un punto di vista economico. Assolutamente. Siamo in chiusura, un minuto. Che cos'è che secondo lei è un'altra questione che è bene sottolineare, che forse di cui si è parlato anche meno, oppure è non so, per esempio i comuni hanno soldi sufficienti per venire incontro alle esigenze dei cittadini, del sociale, di tutte quelle incombenze che stanno in capo ai comuni stessi? Proprio in un minuto. Eh sì, la questione è proprio anche questa, che questa epidemia ha delle ripercussioni, delle ricadute anche sui bilanci comunali. E allora come comuni del Veneto sono partiti in tanti comuni capoluogo a stilare un documento con i quali chiedono al governo, per andare incontro alle attività produttive ed economiche del territorio, di poter non far pagare quindi le tasse perlomeno per il periodo di chiusura delle attività. Allora sto pensando ad esempio alla Tari, che è la tassa per l'asporto rifiuti, piuttosto che la TOSAP, che è la tassa per l'occupazione spazio pubblico, l'imposta di pubblicità, quindi tutta una serie di entrate comunali che poi alla fine fanno la differenza, che permettono di tenere in piedi il bilancio. Ecco, noi chiediamo allo Stato che venga data quindi l'opportunità ai comuni di non far pagare alle attività produttive ed economiche e naturalmente questo minor gettito essere rimborsato dallo Stato attraverso dei trasferimenti, quindi attraverso l'istituzione di un fondo. Ci sono prospettive a riguardo? Ci sono possibilità secondo lei? Allora, noi la richiesta l'abbiamo avanzata e su quindi già questa avanzata. terremo il punto. Ecco, vedremo nel corso dei prossimi giorni che tipo di risposta ci verrà data. Perfetto, io la ringrazio. Adesso naturalmente ci riaggiorneremo perché ci sono sempre questioni nuove che emergono, quindi naturalmente è necessario fare un po' il punto della situazione. Poi i comuni sappiamo che sono le entità, gli amministratori comunali più vicine ai cittadini, quindi potete raccogliere le istanze vere e proprie del territorio, dei cittadini ma anche delle categorie produttive, quindi questo senza dubbio è molto molto importante e significativo. La lascia il suo lavoro. Infatti noi come ANCI. Infatti noi come ANCI, appunto come Associazione dei Comuni del Veneto, vogliamo essere proprio da tramite tra i cittadini, i comuni, la regione e il governo centrale. Assolutamente, poi so che lei comunque si dà da fare per il comune attraverso con la protezione civile, che ringraziamo, ricordiamo sempre, fatta di volontari, di persone che lo fanno. Noi abbiamo tantissimi volontari che per fortuna ci sono e sono stati una forza determinante durante la gestione di questa fase molto critica. E continuano a lavorare sul territorio. Non si sono fermati. Sì, mai. Grazie Presidente di essere stata qui con noi, grazie a voi telespettatori di averci seguito, appuntamento come sempre a domani, grazie.